Sciopero nazionale dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale. Alta l'adesione. Coronavirus, in costante aumento i positivi in Veneto, attualmente 41.681, 962 in più da questa mattina, 173 i pazienti in terapia intensiva, picco atteso per il 20 novembre. Scatta il semaforo arancione per l'inquinamento. Da domani divieto di circolazione dei veicoli privati diesel Euro 4 e di utilizzo di stufe a biomassa di classe inferiore a 3 stelle. Via Dante e i vigili del fuoco intervengono per una tegola pericolante. Degrado all'ex stazione di Ponte di Brenta, meta di sbandati e nuovo parcheggio di carrelli della spesa.